ogni volta che la nostra vita affronta le difficoltà, ne affrontiamo di diversa natura. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Le difficoltà vanno oltrepassate, nel senso che dobbiamo viverle, accoglierle nella vita di ogni giorno, non fermarsi dinanzi alla difficoltà, non fermarsi e magari chissà entriamo in quale agitazione, in quale panico dinanzi a un problema, che sia di salute, che sia molto pure economico, certo, qualsiasi problema, bisogna saperlo affrontare, bisogna viverlo, Gesù ci passa in mezzo a quella realtà. È una realtà un po' diversa e questo significa che bisogna imparare a leggere ogni cosa anche da un altro punto di vista, perché se mettiamo semplicemente il nostro io, lì esce fuori tutto il nostro carattere, lì ne esce fuori tutto quello che in quel momento l'umanità non riesce proprio a razionare e accogliere e vivere quanto si sta accadendo. Del resto è quello che fanno quelli della sinagoga. Subito si riempiono di sdegno, si alzano, lo cacciano fuori, lo conducono sul ciglio del monte per buttarlo giù. La reazione. I problemi vanno accolti e viverli sotto lo sguardo del Signore. Del resto la storia questo ci insegna, anche la storia biblica. Queste ultime parole sono precedute da una storia biblica dove c'era un tempo di carestia, un tempo in cui non si sapeva leggere più la storia con uno sguardo diverso. C'era un tempo in cui anche pure le malattie non si sapevano leggere se non come sappiamo vederle noi ancora oggi. Accogliere e dargli uno sguardo diverso. Lasciamo allora che questa parola che ascoltiamo entri nel profondo del nostro cuore. Aneliamo, così come abbiamo detto col Salmo, come la cerva anela ai corsi d'acqua, così la mia anima anela a te, oh Dio. Ecco, dovremmo essere sempre come questa cerva che anela le fonti dell'acqua, a questa fonte che mai si esaurisce, mai. Allora, mettiamoci in atteggiamento di ascolto della parola del Signore. In Lui troveremo la giusta misericordia, la giusta redenzione, ma soprattutto se sapremo accogliere questa parola nella nostra vita, anche sotto il suo sguardo pieno di amore. Sia lodato Gesù.